Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 20 marzo e quali influssi questi nati ricevono dalle costellazioni nell'arco della giornata della loro nascita. Prima però, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto. Grazie. I nati di questo giorno presentano alcune caratteristiche che adesso andiamo a vedere. Intanto hanno il dominio mensile di Ariete e la costellazione a capo di questa giornata, vale a dire la prima costellazione visitata dalla Luna in questo giorno, Vergine. Dunque ci troviamo qui con un connubio Marte-Mercurio abbastanza interessante che però delinea alcuni aspetti di impazienza legati a questi nati che spesso peccheranno di insicurezza che possono comunque manifestare in termini di apparente intolleranza nei confronti degli altri, che però appunto nascondono queste lacune sull'autostima e sul proprio valore personale. Hanno comunque una fortuna media e che comunque nel tempo potrà conoscere qualche piccola altalenanza, un fisico molto resistente e un temperamento placido, questo è portato dalla costellazione Vergine. Ricordo che comunque è un carattere particolarmente articolato, non è un carattere lineare dal momento che abbiamo qui due costellazioni appartenenti a due elementi differenti, abbiamo in effetti Ariete che è di fuoco e Vergine che è di terra, dunque il carattere può risultare spigoloso e contrastante in certi frangenti. Ad esempio può risultare eccessivamente prolisso, pernicioso perché si coniuga l'intemperanza, l'impazienza e l'impulsività dell'Ariete con l'aspetto più pignolo e critico della costellazione Vergine, dunque in certi momenti potranno manifestare atteggiamenti anche criticabili per certi versi. In effetti possono, soprattutto nelle relazioni col prossimo, scaricare le responsabilità sugli altri o comunque avere qualche predisposizione verso le sfuriate, oppure lo sappiamo bene che la costellazione Ariete, il segno Ariete, si innervosiscono in 5 minuti, sfasciano tutto e poi gli passa, però in questo caso va aggiunto a questo atteggiamento anche l'atteggiamento di critica e di giudizio che a volte proviene appunto dalla negativizzazione degli influssi della costellazione Vergine. Detto questo, vediamo che comunque hanno una natura artistica, sono comunque ehm, eh, placidi nel senso pacati la maggior parte delle volte. Dal punto di vista della realizzazione personale potrebbero ad esempio usufruire della fortuna di avere appunto a disposizione un certo patrimonio anche di natura familiare, godere di lasciti oppure di una famiglia così benestante da potergli garantire un sussidio, un mantenimento più che accettabile e per certi versi anche invidiabile. Dunque non avranno grossi problemi dal punto di vista ereditario, diciamo così, o comunque dal punto di vista familiare, è possibile che avranno qualche ostacolo comunque facilmente superabile. Ricordo sempre che gli aspetti legati ai dominatori del giorno e dell'ora di nascita costituiscono caratteri di personalizzazione, vale a dire che possono e sicuramente cambiano a seconda dell'anno di nascita e comunque da nato a nato,
e dunque possono ribaltare o rafforzare o peggiorare, migliorare gli aspetti che abbiamo preso in esame. Dunque è chiaro che stiamo parlando in linea generale, in qualcosa che può accomunare tutti i nati di questo giorno. Per quanto riguarda le eventuali problematiche, dovranno comunque fare attenzione alla possibilità di avere questioni di carattere legale, burocratico, multe, contravvenzioni e cose di questo tipo, comunque qualche seccatura con la legge ma superabile. Bisognerà fare attenzione comunque al tradimento di persone che ritenevamo amiche e che possibilmente invece non saranno leali nei nostri confronti, addirittura per quanto riguarda una donna o comunque le donne di questo giorno, è possibile che questo tradimento, comunque questo attacco, diciamo, al proprio onore o proprio alla propria integrità avvenga proprio da qualcuno che si professava affezionato a questo soggetto, cioè a queste donne o comunque alle persone nate di questo giorno. Un'altra predisposizione che merita la pena di essere segnalata, oltre alla possibilità che a subire maggiori prove sia l'apparato scheletrico, ossa, denti, ma anche la possibilità di qualche taglio o ferita all'altezza della gola. Segnaliamo anche la testa, la regione della testa. Dunque, detto questo, io vi ricordo appunto che se siete interessati ad approfondire la vostra data per un consulto privato potrete contattarmi tranquillamente al numero che trovate nel titolo di questo video e vi ricordo anche che ci ritroviamo tutti i giorni con i nati del giorno. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie, così dimostrerete o comunque ci sosterrete nel nostro lavoro e nella nostra opera. Grazie e a presto.